Buon pomeriggio a tutti, sono molto emozionata di essere qui e di accompagnarvi in questo pomeriggio in un mondo che io ho conosciuto di recente, pochissimi mesi fa, e che mi ha subito affascinato. Ad accompagnarmi in questo cammino ci sono appunto una piccola parte, una piccola delegazione della sezione cinofila dei Vigili del Fuoco friulana, del Friuli Venezia Giulia, che sono Andrea Leban. Buongiorno. Che è un vigile coordinatore responsabile cinofilo per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia ed è viene da Gorizia. Claudio Antoniutti. Claudio Antoniutti, che è un vigile coordinatore e un istruttore in cartografia, che poi scopriremo che cos'è, da Trieste. E Sabino De Francesco, vigile esperto e cinofilo da Pordenone. Andrea è accompagnato da Lamu, uno splendido pastore australiano, e Sabino è accompagnato da Greta, una meravigliosa pastore belga malinois. Con noi sarebbe dovuta esserci anche Luisa Del Ben, che purtroppo per causa di servizio insomma, ha dovuto rimanere in caserma e quindi vi saluta, porta i saluti anche lei, però deve rimanere operativa per oggi. E ovviamente la giustifichiamo e la diamo un grandissimo applauso anche da Cervignano. Prima di iniziare e di immergerci in questo meraviglioso mondo degli eroi a quattro zampe e dei loro coordinatori a due zampe, lascio la parola a 5 coraggiosissime piccoli talenti, 5 talentuosissimi piccoli talenti che sono Mia, Giada, Siria, Elisa ed Emily di Musica 2000, che canteranno Un amico in me. Grande applauso, accogliamo queste giovani ragazze. ragazze coraggiose.
assieme a noi vediamo due professioniste del salvataggio, che sono passate anche alla storia per essere intervenute in quelli che sono stati dei casi di cronaca anche molto forti. Mi rivolgo ad Andrea, che è appunto il coordinatore cinofilo del Friuli Venezia Giulia, e immagino e gli chiedo di spiegarci un po' da dove parte, da come nasce quello che è un professionista, un cane professionista dei Vigili del Fuoco. Bene, intanto buonasera a tutti. Praticamente devi essere un buon pompiere, diciamo, un vigile del fuoco, avere una passione che è quella per gli animali, nello specifico per i cani, e poi devi intraprendere un percorso molto lungo e pesante che ti porta a quella che è la nostra scuola nazionale a Volpiano, provincia di Torino, dove si inizia appunto un percorso che dura 10 mesi, in sostanza una settimana al mese per 10 mesi, dove si insegna al cane e al vigile del fuoco a diventare un'unità cinofila. Unità cinofila perché? Perché si lavora sempre in due, il cane non è uno strumento, diciamo così, indipendente, ma lavora sempre per tra virgolette, il padrone o il conduttore. Quindi si cresce insieme, ci sono degli step, ci sono degli esami da superare, nello specifico sono 3 esami. Il primo esame, che è di sbarramento, è quello che viene detto in gergo della condotta e della palestra, una sorta di agility, diciamo così, fatto a step, non un percorso di corsa, diciamo, per avere il controllo del cane e per questa foto qua. che per esempio questa palizzata che serve propedeutica, diciamo, ad intervenire poi sui scenari che noi purtroppo alle volte dobbiamo andare, quali i terremoti. Questa palestra, ripeto, è un esame di sbarramento. Se non si passa questo esame qua, che non è nello specifico il muro, questa palizzata, ma una serie di esercizi, poi dopo 3 mesi di addestramento, poi si continua e si hanno altri 5 mesi di addestramento per superare questo tipo di esame. Questo scenario nel gergo si chiama campo macerie. Campo macerie, se potete star fermi su queste immagini, dove diciamo così si propone quello che potrebbe essere uno scenario di una catastrofe, di un terremoto. In questi scenari qui si insegna al cane a segnalare la presenza di una vittima, persona viva comunque, sotto le macerie, quindi non a vista. E poi c'è l'altro esame, quello di superficie, che diciamo così insegna al cane a trovare le persone che si perdono nei boschi, che sono dispersi, chi va a funghi, il classico fungaiolo, il classico cacciatore che va a funghi, che va a caccia e non rientra. Per fare questo però, io mi sono dimenticato, sono anche un po' emozionato, scusate, è la prima volta. Siamo tutti emozionati. Noi di solito parliamo veramente poco, se vedete sui telegiornali c'è altra gente che parla, noi di solito non ci siamo mai perché non abbiamo tempo. Quindi non siamo inclini a parlare tanto. Per questo vi abbiamo invitato, per dare voce anche a voi. Quindi scusatemi se ogni tanto parlerò un po'. Volevo dire che praticamente il cane, perché il cane? Perché non si è scelto un altro animale, il gatto per esempio? Perché il cane ha una peculiarità che è quella del fiuto, quella di lavorare, qua Sabino mi dirà di no, ma in branco, diciamo, no? Nel nucleo familiare, e quindi si sfruttano quello che è la sua caratteristica, cioè sentire gli odori, ma non tanto sentire gli odori, ma riuscire a discriminarli. Discriminarli significa separare un odore dall'altro. Io faccio questo esempio che credo abbastanza calzante: loro usano il naso come noi usiamo gli occhi. Noi riusciamo a vedere una sfumatura di colori che va dal bianco al nero, con dentro tutto quello che è il colorato, mentre col naso noi sentiamo pochissimi odori. Loro con il naso hanno una discriminazione tale da poter, diciamo così, nell'aria capire cosa a lui interessa.
Questo viene sfruttato non solamente chiaramente nei cani tra virgolette chiamati da catastrofe come i nostri, da ricerca persona, di soccorso, ma anche la polizia per la droga, per le armi, per i soldi, nella medicina adesso anche per i tumori, quant'altro, quindi si sfrutta questo che è la peculiarità dell'olfatto. Questo viene insegnato a discriminare il cane nella scuola nazionale. Nella scuola nazionale viene nello specifico insegnato a cercare delle persone vive, qualsiasi tipo di persona, ma deve essere viva. Ci sono degli step che non sto qui a diciamo così, andare nello specifico perché diventerebbe pesante e troppo tecnico, per il quale dopo 10 mesi, un anno di lavoro, il cane riesce a trovare una persona scomparsa. Ultimo ritrovamento è stato a Gorizia una settimana fa. Siamo sul territorio qua in Friuli con 4 unità, perché ieri il signor Sabino De Francesco ha dato il cambio alla Greta con Rurik, e in platea c'è il 4º ragazzo, Tomasella Marco di Monfalcone. Un applauso anche per lui. Che è entrato in famiglia da ieri pomeriggio e non sa ancora cosa gli aspetta. Quindi, sì. Perché purtroppo una peculiarità del cane, oltre ad avere un buon olfatto, è la poca, diciamo così, memoria. Quindi un cane va lavorato giornalmente, settimanalmente, non è una cosa che va data per soddata quando si supera un esame, dici ok, ho superato l'esame, non serve più lavorare. Il lavoro che c'è prima dell'esame e dopo l'esame è esattamente lo stesso. Questo è, diciamo, per presentare il nucleo. Ripeto, siamo 4 unità, ognuno fa parte del proprio comando. Noi non facciamo solamente i cinofili, siamo dei vigili del fuoco normali, facciamo i nostri interventi di routine, tra virgolette, e in più quando ci chiamano diciamo così, a svolgere il compito di cinofilo, veniamo impiegati in Friuli ma anche nel vicino Veneto. Specifichiamo anche che comunque i cani iniziano l'addestramento o l'educazione quando sono molto molto piccoli. Sì, l'età media, diciamo, di inizio va tra i 6 mesi e i 18 mesi. I cani, per entrare in questa scuola nostra nazionale di Vigili del Fuoco, devono superare quello che si chiama uno skill test, dove viene provato le caratteristiche del cane, quali il rapporto con il padrone, diciamo così, la non aggressività con altri cani, la non aggressività con altre persone, se ha voglia di giocare, se ha una buona movimentazione su quelle che sono le macerie, perché nelle macerie, cosa che non è ovvia, ma il cane non ci andrebbe se non lo mandassi su. Certo. Non è uno, diciamo così, uno scenario suo naturale. Tanto è vero che un cane sulle macerie lavora si parla di minuti, 20 minuti, mezz'ora. Un cane che fa delle ricerche a superficie nel bosco lavora anche 2 ore. Capito. Questa immagine qua è una delle prove, giusto? Questo è il famosissimo, diciamo così, quello che non fa dormire i cinofili di notte, è il famoso terra resta. Cosa si fa? Cos'è il terra resta? Il terra resta è, come vedete, tutti i cani nella posizione del terra, gli si dà il resta, il cane non deve muoversi da quella posizione, significa che non può muoversi, può muovere la testa e basta, non può alzarsi, non può fare niente, deve star lì. I conduttori di questi cani vanno via dalla loro vista e stanno via per 10 minuti. Voi dite, va bene, lì è tutto tranquillo. No, l'istruttore passa vicino con dei rumori, quali coperchi di pentole che battono, rasa erba, no? e altro, camminano in mezzo, fanno uno zigzag in mezzo ai cani, e i cani non devono muoversi. Questa prova qua è l'incubo di tutti i cinofili, perché se il cane qua si alza, vai a casa. Per arrivare a questo risultato c'è un amore di lavoro che è inimmaginabile, nel senso che è un lavoro quotidiano, non sono lavori che durano ore, sono lavori che durano minuti, però ogni giorno, 1 minuto, 2 minuti, c'è un lavoro veramente enorme, perché in primis bisogna insegnare al cane a stare a terra,
a terra al tuo fianco, poi tu ti allontani di 1 metro, poi di 2, poi di 3, poi di 4, poi ti nascondi per 1 minuto, ti nascondi per 2 minuti, ti nascondi per 3 minuti, finché porti al risultato finale che sono 10 minuti con i disturbi. E ripeto, questo è l'incubo dei cinofili. Qua con noi abbiamo 2 meravigliose due meravigliosi cani da pastore, e ci sono appunto delle razze, diciamo, fra virgolette preferite, o si possono utilizzare anche, fra virgolette, utilizzare i meticci o... Ci sono delle razze più o meno indicate per fare questo tipo di lavoro. Noi nello specifico come Vigili del Fuoco usiamo quelli che sono i pastore, quindi pastore australiano, pastore border collie, pastore belga malinois, pastore tedesco nero foccato, il grigione, tutti quelli che sono cani che comunque hanno, diciamo così, familiarità a lavorare con l'uomo, e familiarità, i golden retriever, i labrador, tutti i retriever, che hanno anche la questione del gioco. Quindi sostanzialmente tutti i cani da pastore e i retriever. E di retriever, esatto. Poi ci sono stati casi negli anni di boxer, di bulldog, di qualche meticcio. Diciamo che prendendo un cane di razza, non per essere, diciamo così, razzisti, no? Sì. Però prendendo un cane di razza sai qual è la caratteristica di quel cane, certo. Perché ogni cane ha nel DNA quello che si chiama memoria di razza, quindi tu sai di un pastore belga malinois cosa riuscirei ad estrarre da quel cane, perché ogni cane è un pozzo, c'è qualcosa che tu puoi costruire e chiedergli. Chiaramente con un bovaro del Bernese potrò fare certe cose, con quelli d'acqua, i Terranova, potrò chiedere altre cose. Chiaramente non posso chiedere a un Terranova di fare un salto di 2 metri, né in su e neanche in giù, per proprio una costituzione di peso e di articolazione. Questi cani sono agili, quindi hanno facilità a muoversi sulle macerie, e ripeto, le macerie è una situazione nella quale il cane va molto in difficoltà e va molto in stress. Sì. Quindi lo stress per il cane è fatica, lo stress per il cane è durare molto meno nella prestazione fisica, è un lavoro tecnicamente. Loro lo recepiscono come un gioco, perché la fine del lavoro, questo è virgolettato, perché devo dire una cosa importantissima, questi cani qua lavorano senza guinzaglio, quindi lo fanno perché lo vogliono fare, perché gli piace fare quello che stanno facendo. Qua non c'è coercitività di nessun livello, qua i cani non vengono né maltrattati, non si usa nessun tipo di diciamo così, addestramento rude o comunque pericoloso per la salute del cane. Il cane qua è svincolato dal conduttore o dal padrone, chiamiamolo come volete, e quindi il guinzaglio che c'è tra me e la Mu è il rapporto tra lui e Greta, è il rapporto, non c'è bisogno della corda, quindi va costruito nel tempo. Ha fatto bene a specificare questa cosa, e mi fa piacere che la state accompagnando con un applauso. E ora, visto che abbiamo l'occasione di avere un esperto in cartografia, che è Claudio sostanzialmente, Andrea ci parlava di come ci si prepara ad una missione con il cane, come ci si prepara anche tra una sorta di riunione iniziale tra professionisti, che poi porta a cercare quelli che sono i dispersi, quelli che sono gli eventuali, diciamo, le eventuali persone disperse. Come si parte? Da dove si parte? Come si struttura una sorta di missione per andare alla ricerca di persone scomparse, perché sostanzialmente quello che è l'ordinarietà è la ricerca di persone scomparse, poi la straordinarietà è quella di lavorare sulle macerie, di lavorare in quelle che sono delle situazioni che fanno, diciamo, più scalpore, più mediaticità.
ma voi vi occupate ordinariamente di ricerca persone. Come si inizia? Allora, buonasera a tutti. E giustamente è stato detto che l'ordinario è per il nucleo cinofilo la ricerca delle persone in superficie, lo straordinario, diciamo per fortuna, è in macerie, in quanto terremoti e crolli sono degli eventi per fortuna abbastanza rari e anche molto gravi. La ricerca persone invece è un evento che può succedere in maniera abbastanza spesso e è un intervento molto complesso. Ha bisogno di molte risorse che impegnano sicuramente in primis i vigili del fuoco, in secundis altri attori che sicuramente saranno il soccorso alpino, la protezione civile, i carabinieri, le forze dell'ordine in generale. Per coordinare tutte queste persone, perché è quasi un esercito che va a cercare una persona, bisogna pianificare la tattica di intervento. La tattica di intervento parte dal punto di ultimo avvistamento, che è contrassegnato per esempio su questa cartografia con una bandierina. Il punto di ultimo avvistamento è l'ultimo punto in cui sicuramente è stata avvistata quella persona, oppure un oggetto o la macchina o il motorino o la bicicletta che riconduce sicuramente a quella persona. Temporalmente è proprio l'ultima occasione in cui si è vista la persona e da lì devono partire tutte le ricerche. Da questo punto sarà il centro di un raggio, di 1 chilometro di raggio, quindi avremo un diametro di 2 chilometri, in cui verrà costruita l'area di ricerca, che è quella disegnata in figura. L'area di ricerca ha un diametro o un lato, in questo caso, di 2 chilometri e è una superficie enorme e grandissima. Allora questa superficie va suddivisa in ulteriori zone. E ancora avanti, eccola, va suddivisa in ulteriori zone. Ecco che qui a ogni zona viene data, vengono assegnate delle squadre. Come abbiamo visto prima abbiamo i vigili del fuoco con le varie specializzazioni, che sono i cinofili, il soccorso speleo alpino fluviale, gli elicotteri e dopo abbiamo la protezione civile e i carabinieri. A ogni zona viene data una squadra in modo da coprire tutte le zone, in modo da coprire tutta l'area di ricerca. E come si comporta il cane nel momento in cui deve andare a cercare un individuo, una persona scomparsa? Allora, il cane lo chiamiamo, in questo caso a me non piace chiamarlo così, però è lo strumento più veloce in assoluto per ritrovare una persona, come ha detto giustamente Andrea, viva. Quindi deve essere usato nell'immediatezza, prima possibile, e in una zona in cui ci sia alta probabilità di ritrovare la persona, ovvero in questo caso nelle zone più vicine al punto di ultimo avvistamento, perché statisticamente le persone vengono ritrovate a circa meno di 1 chilometro di distanza dal punto di ultimo avvistamento. Ovviamente non è sempre così, ma statisticamente la percentuale di ritrovamento in questo raggio è molto ampia. Ecco che se mando il cane spazia velocemente con tutto il fiato che ha in una zona molto grande e si ha più probabilità di ritrovare la persona viva o comunque di salvarlo. In questo caso come si comporta il conduttore per guidare il cane? Allora giustamente abbiamo detto loro adesso non lavorano più con il guinzaglio, ma senza guinzaglio, il cane è libero.
Il guinzaglio vero è la fiducia nel conduttore, ovvero il cane viene lanciato, viene detto vai cerca, il cane sa quello che deve fare, è una cosa naturale, per lui alla fine è un gioco, verrà premiato con il gioco. Quando il cane magari si trova in difficoltà o non trova, oppure è indeciso su andare a destra o andare a sinistra, il rapporto di fiducia è talmente alto che il cane basta che si giri, ti guarda negli occhi e basta soltanto muovere la testa o muovere lo sguardo e il cane già capisce dove deve andare. Deve esserci un rapporto di fiducia elevatissimo. E ovviamente, andando più sul tecnico, il cane cerca un odore. Il cane cerca un odore. Che odore cerca? Cerca l'odore, un odore in generale che si trova nel bosco. Allora, Andrea ha detto giustamente che il cane sente gli odori come noi usiamo la vista, quindi riesce a discernerne tantissimi tipi di odori. Nel bosco c'è un odore di fondo, c'è l'odore delle foglie, c'è un odore di fondo. Ovviamente se c'è la presenza di una persona, anche se lontana, è un altro odore che c'è nell'aria, riesce a capire che c'è qualcosa di diverso. Il cane segue questo odore fino ad arrivare alla sua origine. L'odore ovviamente più lontano dalla persona è, più rarefatto, più debole sarà. Allora il cane inizia a cercare dove questa fonte sarà più forte, fino ad arrivare al raggiungimento dell'origine di questo odore. Se l'origine di questo odore è una persona accovacciata, distesa, supina o prona, seduta, o insomma comunque non che cammina, ecco che il cane inizierà ad abbaiare, cioè avvisa abbaiando, starà fermo lì davanti alla persona ed abbaierà. E io ho capito negli ultimi mesi parlando con voi che l'abbaio per il cane è la cosa più difficile da fare, quindi la fa nel momento in cui realmente ha trovato qualcosa. Il cane per sua natura sembrerà strano per noi umani, ma non è una cosa così spontanea e così naturale l'abbaiare del cane. Viene insegnato al cane ad abbaiare. I cani tra loro non abbaiano, difficilmente abbaiano perché sono indotti un po' da noi. Tra di loro si abbaiano quando magari tra due cani a passeggio a guinzaglio soltanto per farsi vedere, ma se sono liberi in natura i cani non abbaiano. È una cosa un po' difficile da insegnare ad abbaiare al cane, specialmente in un determinato lavoro. Perfetto, quindi abbiamo capito un po', ovviamente a grandi linee, perché ci vorrebbe molto più tempo e entrare molto più nel dettaglio per capire realmente qual è la vita dei vigili del fuoco cinofili e dei cani cinofili. Però prima di passare a parlare di quelle che sono le azioni che hanno reso celebri anche queste due meravigliose creature e i loro conduttori, ma anche che hanno reso celebre Claudio, e abbiamo capito quanta fiducia ci deve essere tra conduttore e cane, e abbiamo capito tutto l'iter che impegna l'animale da quando il suo conduttore sceglie di far parte del nucleo cinofilo fino a che il cane non va in pensione, quindi a 11 anni. Prima lascerei la parola di nuovo a queste 5 talentuose ragazze che ci canteranno Il cielo toccherò. Richiamo sul palco quindi Mia, Giada, Siria, Elisa ed Emily di Musica 2000.
che civiltà. Io mi toglierò il ricordo seguendo il sogno mio, forte come l'oceano e il vento, è questo che sono io. Correrò, volerò ed il cielo toccherò, volerò ed il cielo Bravissime. Per ricollegarmi a quello che diceva prima Andrea, cioè il fatto che l'educazione dei cani in questo caso è fatta nel massimo dell'etica e del rispetto per gli animali, in questo periodo ho fatto un po' di ricerche e mi è piaciuta questa citazione. Ho fatto un po' di ricerche assieme soprattutto a Luciana Degano, che ci ascolta dalla regia, che è una citazione di De Saint-Exupéry, per chi parla francese mi perdonerà, che è: tu diventi responsabile per sempre per quello che hai addomesticato, e che appunto, come dice Sabina, è uno dei loro principi, ed è uno dei principi di chiunque ami gli animali, perché l'educazione, l'addestramento deve essere sempre fatto in un certo modo, e ci tengo a dirlo perché appunto, oltre a far parte dell'EMPA, sono comunque una persona amante degli animali in generale, amante dei cani e di tutte queste cose qua, e aborrisco qualsiasi tipo di altra educazione o addestramento, per come lo si vuole definire. Passiamo ora alle azioni. Guardate che bella questa immagine, questo dovrebbe essere Sabino. Questo è Sabino e la descrive lui. E la descrive lui. Pregato. Buonasera, io non ho capacità oratorie come le loro, quindi sarò sintetico, mettetevi comodi. Qui eravamo in un addestramento con team USAR, Urban Search and Rescue, che lavorano appunto sui crolli, mettendo in sicurezza, e loro si avvalgono del nostro ausilio in quanto i nostri cani segnalano, loro poi con attrezzature loro sfondano, penetrano fino ad estrarre eventuali vittime dalle macerie. E qui appunto i cani, eravamo in uno stabile dove erano crollate le scale e i cani hanno segnalato verso l'alto, quindi per poter accedere ai piani superiori abbiamo dovuto imbragare Greta con un imbrago spallabile, e quindi messa a mo' di zainetto siamo saliti ai piani superiori fino a trovare in questo caso era un figurante, grazie a Dio, però insomma facciamo anche di queste cose. Basta. E questo fa capire questo è lo scoppio di Gorizia, dove ha agito Luisa Del Ben. Questo, scusate, è lo scoppio di Gorizia, il 20 settembre. Questo è Epi con il caposquadra Pancera del comando di Venezia. Anche in questo caso ci hanno chiamato appunto per bonificare questo scoppio. Praticamente una palazzina e un crollo localizzato di una palazzina di più o meno di base 70-80 metri quadrati, sviluppata però su 3 piani, è implosa, e in questo caso, prima che questo signore qua con questa manina dolce vada
a muovere le macerie, noi dobbiamo escludere, perché la grossa difficoltà scusate, del nostro lavoro non è tanto la segnalazione, perché una volta che lo segnala sai che c'è. Il problema è quando non viene la segnalazione. Quando non avviene la segnalazione, l'unità cinofila entra in campo, nel senso che tu devi capire il perché probabilmente non ha segnalato, se le macerie sono troppo fitte, se non c'è nessuno. Quindi anche per affrontare questo tipo di crollo c'è uno studio alle spalle. Noi qua stiamo parlando di coraggio, no? Invece io cerco di farvi capire che prima del coraggio c'è una pianificazione. Io non mando il cane là sapendo che vada a morire, il cane non va mai a morire. Ce lo viene ricordato che è a perdere, nel senso che io mando un cane su un solaio perché pesa 20 kg e non mando una persona che pesa 80-90 kg. Però prima di mandare un cane soprattutto su delle esplosioni, comunque nei terremoti, io devo assicurarmi che la zona sia sicura. Ci sono degli strutturisti, ci sono delle persone che con degli strumenti appositi vedono se ci sono fughe di gas o di altri, diciamo così, o metano, o GPL o comunque altri gas nocivi sia per la squadra che arriva sul posto sia per i cani. Quindi anche con la cartina, diciamo la mappa della casa, di come erano costruite le stanze, noi sappiamo questo crollo è successo alle 4 di mattina, probabilmente la gente dormiva, quindi andiamo a cercare sulla parte della casa dove ci erano le camere da letto, diciamo. Quindi il cane quando non segnala, diciamo, il conduttore deve capire e studiare il motivo di questo, di questa non segnalazione. Poi nel momento in cui diciamo ok, zona bonificata, arrivano quelli che sono gli altri specialisti. Prima ricordava Claudio gli specialisti che ci aiutano sulle ricerche in superficie. Qua abbiamo degli specialisti che ci aiutano nei crolli, che sono il team USAR, come diceva Sabino, ma anche i GOS. I GOS è un acronimo che praticamente indica quelli che fanno il movimento terra, cioè quelli che con le ruspe vanno a scavare. Questi con le ruspe non mettono giù tubature in strada, quindi hanno una sensibilità maggiore nel muovere le macerie. Qua si tratta di accarezzare i sassi, di spostare i travi, di frantumare la parete. Diciamo che il lavoro che svolgiamo soprattutto su questi scenari qua è altamente pericoloso. Quindi alle spalle bisogna, gioco forza, avere una preparazione notevole. Noi siamo, una preparazione al coraggio, insomma. Una preparazione al coraggio, sì. Come diceva ieri, ho avuto l'onore di essere presente alla conferenza, all'intervento di Fiammetta Borsellino, che a fianco al coraggio c'è sempre la paura. E si può... senza paura non si torna a casa, mi ha appena detto. Chi non ha paura è un idiota, nel senso che è un pazzo, no? Perché non ci si butta nelle fiamme sapendo di non attraversarle perché ho coraggio. Uno si butta nelle fiamme senza sapere di superare perché è pazzo, non è perché è coraggioso, diverso. Certo. Che situazione è questa? Questo è un campo scuola, della scuola appunto di Volpiano, un campo macerie. Questa foto è esplicativa del fatto che lavoriamo con qualsiasi condizione meteo, ok? Qua la difficoltà di questa nevicata, per esempio, sta nel fatto che il cane scivola sui manufatti di cemento armato, ok? Quindi la velocità di esecuzione rispetto a un campo macerie asciutto sarà molto, molto più lenta, diciamo, no? Molto minore. E poi nell'aria l'odore viaggia meno perché è umida, perché c'è pressione bassa, perché la neve schiaccia tutto per terra, perché la neve fa quel famoso diciamo così effetto ovattato, e lo fa sia per le orecchie che per il naso. Quindi il cane qua deve impegnarsi molto di più, soprattutto per stare in piedi, per non farsi male, perché non è che si buttano anche loro senza come se non ci fosse un domani, come si dice. Quindi anche loro non sono bestie, diciamo, che senza un'intelligenza propria. Se c'è un pericolo io posso stare là a insistere
ore a mandarlo avanti, non ci va perché lo sa che è pericoloso, lo sa che non può superare l'ostacolo. Questa era, diciamo così, era abbastanza bella questa foto appunto per far capire, insomma, che con la pioggia, con la neve noi dobbiamo tirare fuori queste persone da sotto le macerie, e vi assicuro, e loro possono garantirmi, che qua in un terremoto tu lavori 7-8 ore, sembrano che siano passati 10 minuti, perché qua è scuola, ma tu sei dentro con la testa e non sai quanto tempo passa. Abbiamo capito che i cani, anche durante una vera e propria azione sulle macerie, hanno uno stress completamente diverso, perché ovviamente negli allenamenti o negli addestramenti il conduttore è molto più tranquillo, immagino. Sì, loro sentono anche il nervosismo che c'è da parte del conduttore. Noi diciamo trasmettiamo, dato che sono bestie che non hanno la parola, vanno tanto a posture e comunque a odori e profumi, loro sentono che il conduttore, che il suo socio dietro non è tranquillo come lo era il giorno prima che eravamo in addestramento, no? Quindi questo lo blocca. A noi ci viene insegnato che il cane deve spaziare, deve correre lontano da te, deve lavorare lontano sulle macerie significa 30-40 metri lontano da te, in modo che sia indipendente. Perché qua è Rigopiano, per esempio? Perché quando sei stressato tu dall'intervento reale ed è stressato il cane perché sull'intervento reale c'è polvere, ci sono 50-60 persone, ci sono mezzi meccanici, vedete qua, ci sono 2 mezzi meccanici, ci sono persone che lavorano, persone che hanno lavorato prima, lì quest'area qua è carica di odori. Quindi se io ho un cane che non è indipendente durante l'addestramento, avrò un cane che non lavorerà durante l'intervento reale. E lo stress appunto lo fa lavorare comunque meno tempo. Lo stress lo fa lavorare meno tempo, lo stress, questa è del Ben con Yuki, esatto, sempre sull'esplosione di Gorizia, no? Qua lei sta indicando la strada da far, diciamo, seguire il cane, insomma, no? Sì, il cane rallenta, noi tutti e tre abbiamo fatto dei terremoti. Claudio era all'Aquila, io e Sabino siamo stati assieme ad Amatrice. Un applauso per questo. Claudio ha avuto la fortuna di segnalare Eleonora, l'ultima ritrovata dell'Aquila, io e Sabino Giorgia. Un altro applauso. Sì, più che noi i nostri cani. Nello specifico non c'era la Launu quella volta, ma c'era Telma, che è il mio primo cane che è andato in pensione, lei aveva preso il suo posto. Ma insomma sì. E qua questa è Kira, se posso. Ne parliamo dopo. Quindi sì, diciamo che è complesso il nostro lavoro, come forse sono riuscito a farvi capire. È molto complesso, ed è complesso perché, cosa che i nostri superiori non capiscono, questi non sono motoseghe, non sono motodischi, sono esseri viventi che hanno mal di testa, mal di denti, sono stanche, sono stressate, ed è diciamo una cosa che non va messa sotto, diciamo, va presa in considerazione, perché io devo essere anche onesto, ok, di dire che il mio cane in quel giorno non è in grado di fare un intervento, perché qua non si scherza. Si gioca tra virgolette con la vita delle persone, quindi io devo essere anche intellettualmente onesto e dire: guardate ragazzi, il mio cane ha subito 11 ore di viaggio, perché per esempio ad Amatrice, ma Claudio può portare la sua di testimonianza, abbiamo fatto 11 ore di viaggio, vieni giù col furgone, il cane sta nel trasportino, sta benissimo, e la sua tana, il trasportino, che è quel kennel, diciamo, quella gabbietta tra virgolette, grande, sì. Non è una cosa coercitiva, lì il cane va a riposarsi, è la sua tana, è la sua zona sicura. I cani quando lavorano hanno bisogno di stare nella loro tana,
e quindi stanno lì, però 12 ore di macchina, arriva sull'intervento, ti dicono di scendere, partire, perché dopo c'è concitazione, non hai tempi morti, lì è tutta un'adrenalina che corre per tutto il tempo che stai là. Certo. Quindi bisogna anche noi dobbiamo anche ragionare e dire ok, però il cane ha bisogno di X tempo per rimettersi assieme, che può essere bere un po' d'acqua, che può essere fare i suoi bisogni, perché anche scaricando i liquidi, brutto da dire, però scaricano la pressione Certo. interna. Quindi ci deve essere una conoscenza approfondita del proprio cane che si costruisce con quello di cui parlavamo prima, quindi la fiducia e questo rapporto quasi simbiotico e viscerale tra conduttore Esatto. e cane. È da dire anche che noi ce li abbiamo a casa i cani, questi Certo. sono cani nostri, in casa, e ci Dormite seguono. con loro? Boh, adesso non esageriamo, però non è il cane della polizia o della finanza che viene preso a seconda di quale intervento devono Certo. fare e prendono il cane che fa quello, no? Questo Sì. è un cane che vive con noi. Certo, quindi è una parte della famiglia, è un'estensione del vostro Esatto, corpo. e qui vengono in campo le mogli che sopportano questo tipo di... E supportano alle volte anche giustamente magari ci si arrabbia, ok? Perché comunque va a interagire con quello che è la dinamica della famiglia, le ferie e tutto quello che ci va dietro. Un'ultima domanda prima di passare a un bellissimo assolo è quella: nel momento in cui è stata ritrovata Giorgia o Eleonora, il cane come si comporta? Siccome parlo troppo, lo descrive Sabino. Lo dice no, Sabino. più sintetico Sabino. Lo dice Sabino. Allora, appunto, come si diceva prima, l'abbaio è un abbaio indotto che gli viene insegnato, che è un abbaio di richiesta. Il cane praticamente richiede il gioco, viene insegnato prima sul conduttore e poi sul figurante, chiamato così tecnicamente. Ovviamente il cane non è che ha un'idea chiara di quella che è la realtà e quella che è la finzione, se non dettata dallo stato d'animo del conduttore, perché insomma tutti quando siamo un po' agitati ci sudano le mani, Certo, sono tutti come noi adesso. Ecco, brava. Infatti sto asciugando su Greta le mani. E quindi niente, allora loro sentono questi odori e di conseguenza anche loro, diciamo che tra virgolette, hanno dei comportamenti leggermente diversi, che però sta a noi restare un po' distaccati. Il cane non fa altro che appunto quando una volta che ha sentito l'effluvio fa appunto abbaio di richiesta, chiede a questa fonte di odore, di effluvio, che è il disperso, la vittima, chiamiamola tecnicamente vittima, chiede il gioco, né più né meno. Che ovviamente su 100 volte che si fanno gli addestramenti viene premiata 100 volte. Quella volta che capita un intervento reale e il cane trova, quella volta pazienza, tornerà indietro senza premio. Però poi viene fatto, diciamo, comunque tecnicamente un marcaggio a sempre. Quindi viene premiato il cane sostanzialmente. Sempre. Il cane Sempre. va sempre premiato. E da qui capiamo anche il tipo di nuovo il tipo di educazione che viene fatta su questi animali, su questi eroi a quattro zampe. Ora, prima di svelare, che in realtà è già stato un po' svelato perché abbiamo 3 vigili a 2 zampe e solo 2 a 4 zampe, lascio la parola alla bellissima voce di Mia Furlan che ci canta Il cerchio della vita, sempre da Musica 2000. Un grande applauso.
adesso arriviamo a svelare anche chi è questa cagnolina che vediamo in queste foto, che quando hanno cantato tutte e 5 queste meravigliose voci, e anche nell'ultimo assolo di Mia. Il primo nostro contatto con la sezione cinofila dei Vigili del Fuoco è stato proprio con Claudio, che è avvenuto dopo che abbiamo letto della perdita che Claudio ha avuto nella sua famiglia, possiamo dire. E questa è Kira. Noi siamo qui e abbiamo chiesto la presenza di Claudio anche per ricordarla, per ricordare un vero eroe, come sono vere anche loro, che è diventata, se non erro, la prima vigile del fuoco a 4 zampe in Friuli Venezia Giulia, che è intervenuta nel terremoto dell'Aquila e che faceva parte attiva della vita di Claudio e della sua famiglia nel corpo fino al 5 maggio 2019 e poi nel cuore da quel momento lì. Immagino sia ancora una ferita aperta, lo so, lo vedo, però ci piacerebbe conoscere un pochettino di Kira anche a noi, quindi ci piacerebbe che Claudio tu ci raccontassi per quello che ti senti, per quello che ti viene, se ti viene, un po' di lei. Chi è Kira? Chi era Kira? Beh, allora, scusate l'emozione ovviamente. Io posso dire tranquillamente che di Kira io so tutto, ma per il semplice fatto che loro sono sinceri. Cioè ti svelano tutto, ti danno tutto. Noi esseri umani siamo più egoisti, abbiamo più pensieri, più cose da fare. Loro invece vivono la natura a pieno. E sono sinceri come la natura non ti prende in giro, la natura è sincera. Diciamo, Kira mi ha insegnato tante cose, cioè, pur nella mente umana uno può dire, oh ma con tutto il rispetto però è un cane, ma no, invece il cane, Kira mi ha insegnato tantissime cose, come può insegnare qualsiasi cane, qualsiasi persona, tantissime cose. Mi ha insegnato soprattutto a vivere la natura a pieno. Avendo Kira in casa avevo sempre con me la natura, pur stando in una casa costruita dalle persone, nel traffico, la macchina, corri a scuola dai bambini, corri al lavoro, però a casa avevo sempre un pezzo di natura e dopo la natura la vivevamo insieme, io e lei, e abbiamo fatto quasi tutte le cime del Friuli Venezia Giulia, anche facendo non ferrate ardite, ma anche qualche ferrata insieme, io e lei, con gli imbraghi. Abbiamo dormito nei bivacchi, nei rifugi, per dire che legame c'era tra me e lei, ma come il legame che c'è tra loro e i loro cani. Questo distingue, secondo me, il nucleo, l'unità cinofila dei Vigili del Fuoco rispetto all'unità cinofila, per esempio, delle forze di polizia. Come ha detto giustamente Andrea, i cani sono nostri. Io ho preso il cane perché io volevo un cane in famiglia, non perché volevo un cane Vigile del Fuoco. Un Vigile del Fuoco in più, avevo un cane Vigile del Fuoco, ma perché, diciamo, io faccio questo lavoro perché mi piace aiutare le persone, perché l'ho sempre sentito mio fin da piccolo, ma aiutare le persone con la mia migliore amica è ancora più gratificante,
per me sicuramente e per lei anche perché lei, la sua gratificazione era far contento me. Ed è una cosa che, cioè, inimmaginabile. Ecco, su questa fotografia qua, cioè, guardate lo sguardo che c'è tra me e lei. Questo sguardo però, adesso in quel momento, ok, si faceva un'esibizione per le scuole, non era niente di particolare, però diciamo che era un abito lavorativo, ma quello sguardo c'era anche a casa, c'era anche mentre andavamo a camminare nel bosco, c'era sempre quello sguardo, bastava uno sguardo e ci capivamo, e ci capivamo al volo. Perché il nostro guinzaglio, ripeto, era il nostro contatto visivo era il guinzaglio che legava lei a me, cioè la fiducia che dovrebbe esserci anche tra le varie persone, insomma, però c'era una fiducia immensa. Quindi tutto sommato è stato, non tutto sommato, dalle parole che esprimi è stato veramente un regalo che la vita ti ha fatto, comunque nonostante la perdita, quello di aver potuto camminare insieme a lei per gli anni che hai vissuta. Sicuramente posso dire tranquillamente che nella completezza dell'essere umano ci vuole anche un cane o comunque un animale, perché ti fa capire dove vivi, la natura dove vivi. E noi pensiamo di vivere nelle automobili, nello stress lavorativo, in realtà c'è ben altro, forse anche più importante, o sicuramente un rifugio da tutti questi stress, chiamiamoli, che ci sono nell'attività umana, ecco. Diciamo che mi ha dato veramente tanto, e per essere completo ho avuto la fortuna di avere Kira. Noi speriamo sempre che quando avrai rielaborato il lutto riuscirai magari a rientrare con qualcun altro che potrà riempirti la vita, un altro eroe a quattro zampe che potrà riempirti la vita e quella della tua famiglia, come fa la Mu per la famiglia di Andrea, come fa Greta per la famiglia di Sabino, e come fa Yuki per la famiglia di Luisa, e come fa il cane del ragazzo per la famiglia del ragazzo, e come fanno in realtà tutti i nostri cani, anche se non sono degli eroi, ma lo sono in realtà, perché ci rendono la vita un po' migliore comunque a tutti. E su suggerimento di qualcuno magari ti consigliamo, mi è stato consigliato di dirti di scrivere un libro su Kira. Ora, prima dei ringraziamenti, ancora con il magone, lascio il microfono a Joy, che è un cantante e attore delle Briciole d'Arte, che ci canterà una canzone che non è per niente messa a caso, che è, come non è stata nessun'altra di quelle che hanno cantato le 5 magnifiche ragazze, che è Esseri Umani. Oggi la gente ti giudica per quale immagine hai, vede soltanto le maschere e non sa nemmeno chi sei. Devi mostrarti invincibile, collezionare trofei, ma quando piangi in silenzio scopri davvero chi sei. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo
credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Oh, oh, oh. Prendi la mano e rialzati, tu puoi fidarti di me, io sono uno qualunque, uno dei tanti uguali a te, ma che splendore che sei nella tua fragilità, e ti ricordo che non siamo soli a combattere questa realtà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. L'amore, amore, amore ha vinto, vince, vincerà. L'amore, amore, amore ha vinto, vince, vincerà. L'amore, amore, amore ha vinto, vince, vincerà. Credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani, credo negli esseri umani che hanno coraggio, coraggio di essere umani. Wow, 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 esseri umani. Wow, 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 esseri umani. Bravissimo. Ora siamo in chiusura, è arrivato il momento di ringraziarvi tutti per l'attenzione, di ringraziare chi mi ha aiutato a realizzare questo evento, che è in regia, che è Luciana Degano. Ringrazio di nuovo Andrea, Sabino e Claudio. Ringrazio anche i loro comandanti che generosamente hanno dato l'autorizzazione affinché loro fossero qui. Ringrazio la Mu e Greta che sono state, nonostante il rumore che per loro è 50 volte superiore a quello che sentiamo noi, sono state bravissime e che aspettano tutti i bambini dopo fuori dal teatro per essere accarezzate e coccolate. E ringrazio poi tutti coloro che fanno, tutti quelli che fanno parte con me dell'Ente Nazionale di Protezione Animali di Cervignano, con il quale facciamo veramente dei piccoli miracoli anche noi, ci prendiamo questo piccolo vanto, tra i quali quello di portare al Festival del Coraggio 3 persone meravigliose e 2 cani altrettanto meravigliosi. Ringrazio l'amministrazione e l'ufficio cultura e Bottega Errante per la realizzazione di questo evento, e una menzione speciale va a Marina Buda, che è la vice sindaco e che è colei che ci aiuta in ogni cosa noi di cui abbiamo bisogno nella realizzazione. Infatti avremo prossimamente delle ottime novità, se ci seguite su Facebook lo saprete. E speriamo che l'anno prossimo, anzi sicuramente l'anno prossimo, se
Bottega Errante e il comune aderirà nuovamente al progetto del Festival del Coraggio, noi saremo nuovamente presenti e spero che questo piccolo intervento vi sia, questo breve intervento di 1 ora e mezza circa, vi sia interessato. Tra le pagine consiglia, e lo trovate al bookshop qua fuori, Parlare da cani, storia di una relazione. E mi raccomando, se quelli che sono interessati anche a vedere l'intervento di Peppino Englaro possono rimanere in teatro, invece gli altri sono pregati, no, mi fanno segno di no, siamo tutti invitati a defluire e casomai quelli che sono interessati poi rinfluiranno dentro un